Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Suicida dopo uno stupro, prosciolti, 2 minorenni. La ragazza di 17 anni venne abusata da 4 giovani, si tolse la vita lanciandosi da una rupe dopo che il video delle violenze finì in rete. Prognosi riservata per il bimbo di 4 mesi ricoverato all'ospedale San Marco di Catania per una frattura cranica. Il neonato originario di Floridia sarebbe stato colpito durante una lite familiare. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. In Sicilia verranno addestrati i piloti degli F-35. È la prima scuola di Top Gun fuori dal territorio degli Stati Uniti. L'annuncio del ministro della Difesa Guido Crosetto. Caldo intenso, scatta l'ordinanza della regione siciliana che vieta determinate attività lavorative all'esterno nelle ore più calde. L'appello di chi si occupa di sicurezza dice: rispettate le ordinanze. In campagna intanto emergenza siccità per la CIA. La situazione è già drammatica in Sicilia orientale. Non si spegne la polemica sull'indagine per corruzione che ha coinvolto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. I 5 Stelle presentano una interrogazione alla Premier e al ministro Calderoli. Musica, la leggendaria band inglese degli Incognito festeggia 45 anni di carriera in un live pieno di energia. Brucoli ai nostri microfoni, una delle formazioni più longeve e raffinate, la Scenesi Jazz. Calciomercato, Augello e Palumbo al Palermo, colpi ufficializzati a breve. Catania, anche De Rose e Sturaro in uscita. Si tolse la vita a 17 anni, scelse di lanciarsi dal rupe Atenea dopo uno stupro di gruppo, il suicidio annunciato con un post straziante sui social. Oggi, per 2 dei 4 giovani coinvolti in quella vicenda, all'epoca dei fatti erano ancora minorenni, il reato è stato dichiarato estinto. Allora ci racconta questa vicenda Davide Sardo. Nessuna condanna per i 2 ragazzi all'epoca dei fatti ancora minorenni coinvolti nell'inchiesta sul caso del 17enne che si tolse la vita nel 2017 dopo aver denunciato con un drammatico post su Facebook di essere stata costretta anni prima a un rapporto sessuale di gruppo ripreso in video. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha dichiarato estinto il reato, accertando il buon esito della messa alla prova. I 2 imputati, oggi 28enni, hanno svolto lavori socialmente utili e superato il periodo di prova previsto dalla legge. I fatti risalgono al 2014-2015. Dopo il suicidio alla rupe Atenea di Agrigento, la squadra mobile escluse piste inizialmente ipotizzate come quella delle sette sataniche e individuò alcuni video che mostravano la giovane in atti sessuali con 4 ragazzi, 2 dei quali oggi assolti per intervenuta estinzione del reato. Per gli altri 2, maggiorenni all'epoca, il processo è ancora in corso al Tribunale di Agrigento. Ha riportato una frattura cranica a 4 mesi di vita, finisce in prognosi riservata un bimbo di Floridia, massimo riservo sulla vicenda per la quale la procura di Siracusa sta indagando. Si ipotizza che il piccolo sia stato colpito nel bel mezzo di una lite familiare. Il servizio di Roberta Lunghi. Una lite in famiglia, probabilmente tanto accesa da creare ripercussioni gravi al piccolo di casa, un neonato di 4 mesi finito in prognosi riservata per ferite alla testa. È tutta da chiarire la vicenda accaduta 2 sere fa in una casa alla periferia di Floridia, finita nelle mani della procura di Siracusa che ha aperto un'inchiesta. Il neonato sarebbe stato portato al pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa proprio dai familiari, ma i medici, dopo averlo visitato, hanno deciso il trasferimento in un nosocomio catanese, il San Marco, dove è ricoverato attualmente in prognosi riservata nel reparto di pediatria. Il piccolo mangia e risponde agli stimoli, ma presenta una frattura cranica che comunque non ha compromesso le sue funzioni. Non è in pericolo di vita, ma si attende ancora per lo scioglimento della prognosi. La dinamica dei fatti è oggetto delle indagini dei carabinieri di Floridia, che hanno già interrogato i familiari, in particolare quelli che erano in casa nei minuti precedenti al ferimento del bambino. La vicenda al momento resta
resta coperta dal massimo riservo da parte degli investigatori, al pari della cautela espressa dal sindaco di Floridia, Marco Carianni, che, raggiunto telefonicamente, ha solo potuto affermare che sui fatti c'è massima attenzione da parte della procura. E a Palermo stanno meglio i bambini rimasti feriti nell'incidente stradale che ha visto coinvolto uno scuolabus che si è ribaltato. Il mezzo, si è scoperto, era senza assicurazione e senza revisione, con i freni logorati, come testimonia un video che adesso vi mostriamo in questo servizio di Marco Gullà. Saranno dimessi nelle prossime ore gli ultimi 2 bambini feriti ieri nel corso dell'incidente stradale che ha visto coinvolto uno scuolabus di ritorno da una gita. Una tragedia sfiorata in quel di Baida a Palermo. Il mezzo era sprovvisto di revisione, scaduta nel 2018, e assicurazione, scaduta a marzo. E allora la domanda sorge spontanea: come è stato possibile permettere che circolasse con a bordo 21 bambini? Inoltre sembra che le condizioni dei freni fossero già pessime. Questo video, girato da un uomo presente sul luogo dell'incidente, testimonierebbe che le pastiglie dei freni erano già ampiamente logorate. Nessuna manutenzione e documenti non in regola. Insomma, lo scuolabus non poteva assolutamente circolare. Eppure chissà quante altre volte è stato utilizzato. Lo scuolabus, dopo aver urtato un muretto, si è ribaltato. La causa presumibile dell'incidente sarebbe un guasto ai freni che ha portato il mezzo a coricarsi su un fianco. Ci sono volute ore e ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco, intanto per estrarre un bambino che era rimasto incastrato tra le lamiere e poi per mettere in sicurezza l'area e rimuovere il mezzo, che ovviamente è stato sequestrato. E appunto le risposte arriveranno dalle indagini della procura. Saranno addestrati invece in Sicilia i piloti degli aerei militari F-35. La nostra isola sarà il primo luogo fuori dagli Stati Uniti. L'annuncio è stato dato oggi dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il servizio. La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35. È l'annuncio fatto oggi dal ministro della Difesa Guido Crosetto. L'F-35 Lightning II è il caccia multiruolo più avanzato e diffuso al mondo. A fine 2024 ne sono stati consegnati oltre 1.100 esemplari, più di 1.000 dei quali già operativi. L'Italia è anche l'unico paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35 a Cameri in Piemonte, perché il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa, ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica, ha sottolineato il ministro Crosetto. La nuova scuola in Sicilia, che formerà quindi i Top Gun italiani, si affiancherà alla International Flight Training School, centro di eccellenza per l'addestramento avanzato frutto della collaborazione strategica tra l'aeronautica militare e Leonardo. L'isola che quindi diventa centro d'addestramento per i futuri piloti dell'aeronautica italiana. Abbiamo bisogno di una difesa forte, principalmente per garantire la pace e la sicurezza, perché non c'è democrazia senza pace e sicurezza, ha concluso il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ed è pace fatta invece tra la regione siciliana e ANAS. Dal 15 luglio stop ai cantieri fra Bagheria e Altavilla lungo l'autostrada A19. Una misura concordata fra il presidente della regione Schifani e l'amministratore delegato di ANAS Gemme, che si sono incontrati a Roma per consentire un'estate tranquilla. E sempre dal 15 luglio cambia il vertice di ANAS in Sicilia. Il servizio. Stop ai cantieri lungo l'autostrada A19 che hanno causato lunghe code nei fine settimana e scontri fra Regione e ANAS. Nei 2 cantieri sono attivi i tripli turni di lavoro. I siciliani dovranno sopportare ancora soltanto un altro weekend di disagi, ma dal 15 luglio le transenne saranno rimosse per garantire l'esodo estivo, a partire proprio dagli arrivi a Palermo in occasione della festa della Santa Patrona Rosalia. È uno dei risultati dell'incontro fra il presidente della regione Renato Schifani e l'amministratore delegato ANAS Claudio Andrea Gemme. Il presidente della regione è volato a Roma proprio per incontrare, nella sua qualità di commissario per i lavori della A19, il vertice di ANAS. Un incontro che faceva seguito alla telefonata intercorsa lunedì della scorsa settimana dopo uno scontro polemico sulla stampa fra lo stesso Schifani e l'ANAS. L'azienda delle strade rimuoverà anche il cantiere di Casteldaccia in direzione Catania, l'ultimo rimasto, si legge in una nota di ANAS adesso. Quello in direzione Palermo invece è già stato rimosso. La A19 sarà dunque libera dalle aree di cantiere che insistono nel tratto compreso fra Bagheria
Ungheria e Casteldaccia in entrambe le direzioni. Ma c'è di più, dal 15 luglio cambierà la guida di ANAS in Sicilia. L'attuale direttore, l'ingegnere Celia, viene spostato ad altro incarico e arriva l'ingegner Nicola Montesano. Un avvicendamento che comunque in ANAS dicono fosse già previsto. Per fluidificare i rapporti c'è un'ultima novità: il presidente della regione annuncia che non appena Montesano arriverà nell'isola lo nominerà subcommissario in modo da evitare interruzioni nei canali di comunicazione fra ANAS e regione. Ma al suo fianco ci sarà anche un altro subcommissario, sarà Simona Vicari, già esperta del presidente per le tematiche relative ai trasporti e all'energia. Si avvicina l'estate, scatta l'emergenza siccità, agricoltori alle prese con infrastrutture fatiscenti e problemi di gestione idrica. La CIA, che è uno dei sindacati di settore, dice che la situazione è già drammatica, soprattutto nella parte occidentale dell'isola. Il servizio di Tonino De Mana. Una tubazione idrica che è vecchia o obsoleta da 50 anni e una perdita che supera in alcuni casi anche il 50% dell'acqua. È un quadro a tinte fosche quello che dipinge Giosuè Catania, presidente CIA Sicilia Orientale, in merito alla siccità che arriva puntuale ad ogni estate e che mette in ginocchio le due isole maggiori. Un deficit idrico che ha radici profonde per colpa di cattive gestioni ed infrastrutture fatiscenti. Situazione drammatica nella Sicilia occidentale. Alcuni invasi addirittura hanno sversato acqua a mare senza poterla immettere nelle condotte. Carenza di risorse idriche che attanaglia l'agricoltura, con una situazione meno critica nella piana di Catania. È irrigata a scorrimento, il vero problema sarà la distribuzione, in modo che tutte le aziende agricole possano avere la turnazione spettante. Secondo Coldiretti, l'allerta caldo nelle campagne sta già causando danni alle colture con ortaggi e frutta scottati, mentre nelle stalle si registra un evidente calo della produzione di latte. E il caldo oggi, tra l'altro in una giornata piuttosto intensa, con temperature vicine ai 40 gradi, si è fatto sentire. Scatta l'ordinanza della Regione che vieta di svolgere determinate attività lavorative all'esterno, soprattutto nelle ore appunto più calde. Cresce anche la preoccupazione per il rischio incendi. Il servizio di Francesco Triolo. È stata una delle giornate più calde dell'estate 2025, con picchi di caldo che hanno sfiorato anche i 40 gradi e nei prossimi giorni, secondo le previsioni degli esperti, la temperatura non sembra destinata a calare, con punte che al sud, soprattutto venerdì, sono previste sui 39-40 gradi in alcune città. E quindi torna d'attualità l'ordinanza che la Regione Sicilia ha predisposto la scorsa settimana contro il cosiddetto stress termico, che impone di interrompere le attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde nelle giornate nelle aree ad alto rischio per le temperature elevate, secondo il livello definito dalla mappa del sito Work Climate dell'INAIL. Tutti i lavoratori a rischio caldo, quindi esposizione al calore, hanno l'obbligo di fermarsi dalle 12:30 alle 16. Questa ordinanza, se non ce ne saranno altre dettate da ovviamente situazioni particolari, arriverà fino al 31 di agosto, fino a tutto il mese di agosto. Questo vale per tutti i lavoratori, in special modo per gli edili, per il settore agricoltura, ma vi ricordo che qualsiasi settore esposto a rischio. Con l'emergenza caldo cresce anche il rischio incendi. A lanciare l'allarme la Coldiretti di Caltanissette, che evidenzia come nei giorni scorsi centinaia di ettari siano andati in fumo e solo l'intervento immediato degli agricoltori ha bloccato che lo sviluppo delle fiamme aggravasse il bilancio già tragico. E per affrontare l'emergenza, lavorando sulla prevenzione, la Regione Lombardia ha inviato 36 volontari del servizio antincendio boschivo che saranno ospitati dal comune di Calatafimi Segesta in provincia di Trapani. E a Val Guarnera è un terremoto giudiziario nel settore dei rifiuti. Ai domiciliari finiscono gli imprenditori di Traina, padre e figlio, che gestiscono il servizio di raccolta. Il servizio. Irregolarità nel settore della gestione dei rifiuti nel comune di Val Guarnera, nell'Ennese, tanto da ottenere un guadagno illecito all'azienda giudicatrice. Con l'accusa di frode in pubblica fornitura sono finiti agli arresti domiciliari 2 imprenditori di Cammarata nell'Agrigentino, Calogero e Giuliano Traina, padre e figlio, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Enna. Sono altre 4 le persone coinvolte nell'indagine. I Traina sono titolari di una grossa azienda attiva nel settore ambiente, anche
anche nella provincia di Enna, in particolare proprio a Val Guarnera. Giuliano Traina, patron della squadra di calcio del Camarat, è un consigliere comunale in carica a Cammarata. Lo scorso aprile è stato eletto anche consigliere provinciale nella lista Uniti per la città, gruppo che faceva riferimento allo schieramento politico dell'ex assessore regionale Roberto Di Mauro. Lo scorso marzo vi sono state delle perquisizioni con l'acquisizione di documenti. Negli atti dell'inchiesta sono confluite intercettazioni telefoniche e videoriprese eseguite dalla polizia, ma anche attività di osservazione, controllo e pedinamento. L'inchiesta della Procura di Enna, nata su denunce di alcuni consiglieri comunali di Val Guarnera, potrebbe anche incrociarsi con un'altra della Procura di Agrigento su un sistema di appalti e tangenti. Il 2 luglio del 2022, dunque 2 anni fa, ad Acate è scomparso nel nulla Douda Dian, 37 anni, mediatore culturale ivoriano, operaio in un cementificio della zona. A distanza di 3 anni, scusate, non 2 anni, 3 anni, la Sicilia denuncia la mancanza di notizie e i gravi scenari di omertà e sfruttamento dei lavoratori nella fascia trasformata del Ragusano. Il servizio di Veronica Barbarino. Qui si muore, disse Douda Dian, chiudendo uno dei 2 video che aveva girato all'interno di un cementificio per denunciare le condizioni di lavoro a cui era sottoposto. Poi la scomparsa il 2 luglio del 2022 ad Acate, nel Ragusano. Sono trascorsi 3 anni da allora e ancora non si ha nessuna notizia del 37enne originario della Costa d'Avorio. Mediatore culturale, sosteneva i lavoratori stranieri vittime di sfruttamento nelle campagne della fascia trasformata e per arrotondare faceva dei lavoretti saltuari, come quello, senza nessun tipo di contratto, in un cementificio alla periferia di Acate, luogo dove è stato visto per l'ultima volta. Noi riteniamo che non ci possa essere un'archiviazione del suo procedimento, lo dobbiamo non soltanto ai suoi familiari, ma lo dobbiamo a tutti coloro i quali ogni giorno si impegnano e lottano per costruire un mondo del lavoro più giusto. Lui aveva fatto delle denunce specifiche rispetto alle quali ancora oggi ci sono punti di criticità. Questo caso, infatti, apre scenari di omertà e sfruttamento che obbliga migliaia di lavoratori a sottostare alla dittatura del bisogno. Fare verità e giustizia sulla sua condizione è un fatto imprescindibile per provare a ridare dignità al lavoro, soprattutto in quest'area della Sicilia che è particolarmente colpita da lavoro nero, sfruttamento e sottosalario. Non ci si rassegna e si continua quindi a cercare verità e giustizia e si agisce per scardinare il sistema e non lasciare indietro nessuno. Non si spengono le polemiche sull'indagine che ha coinvolto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno all'indomani della seduta del Parlamento dedicata a questa vicenda. Piovono le richieste di dimissioni, allora ci racconta tutto Manlio Viola. Gaetano Galvagno deve dimettersi da presidente dell'Ars e con lui anche l'assessore regionale al turismo Elvira Mata deve lasciare l'incarico. All'indomani della seduta del Parlamento siciliano che doveva spegnere l'incendio politico-mediatico su questa vicenda, i 5 Stelle al contrario rompono gli indugi a livello nazionale e presentano una interrogazione alla Premier Giorgia Meloni e al Ministro Calderoli. L'inchiesta è incompatibile con il loro ruolo, sostengono una pattuglia di 6 deputati 5 Stelle a Roma. Intanto continua lo stillicidio di notizie sull'inchiesta per corruzione della Procura di Palermo e continuano anche le pubblicazioni di piccole frasi, modi di dire, intercettazioni che finiscono per fornire uno spaccato di spregiudicatezza politica più che di veri e propri reati. All'indomani delle dichiarazioni di Galvagno all'Ars l'attenzione si concentra su una figura senza nome, Uomo 6. Si tratta del personaggio sulla bocca di tutti i protagonisti delle intercettazioni. Sono gli amici di Uomo 6 gli intoccabili, quelli che devono esserci per forza sempre. Ma a prescindere dallo stillicidio di notizia resta il fatto politico. La polemica non si è fermata, anzi rinfocola. Non è bastata la seduta, non è bastata neanche la presenza in aula durante quella seduta del presidente della regione Renato Schifani, seduto dall'inizio alla fine ad ascoltare tutto e tutti ma senza mai proferire parola. Solo una sceneggiata, un'occasione persa, la definisce il vicepresidente dell'Ars e coordinatore 5 Stelle in Sicilia Nuccio Di Paola, ma la scelta del governatore non è casuale, come non lo è la sua presenza e nemmeno il suo attento silenzio. Adesso cambiamo argomento. A Catania è anarchia del carico e scarico delle merci. Camion e furgoni invadono sistematicamente strade e marciapiedi, creando spesso seri pericoli per il passaggio dei pedoni. Il servizio di Torino De Mano.
Per fortuna il traffico è alleggerito per la chiusura delle scuole, ma l'anarchia del carico e scarico crea comunque intralcio e caos. A Catania la sosta selvaggia, contrastata con l'utilizzo di street control e ganasci, non riguarda soltanto le auto, ma ogni tipo di camion e furgoni, grandi e piccoli, che a qualsiasi ora si fermano per scaricare la merce. L'anarchia regna sovrana per buona pace di chi percorre strade, marciapiedi e strisce bianche con seri rischi per i pedoni. Questa è la situazione a Piazza Stesicoro, ma il problema atavico riguarda tutta la città, da Piazza Europa a Corso delle Province, per non parlare di Viale Vittorio Veneto. Ce ne sono parecchi qua perché tutte le mattine si fermano, quelli della carne, quelli della frutta, tutti i giorni praticamente. Ci sarebbe un orario, ma viene rispettato? No, rispettato qua a Catania, rispettato qua a Catania non rispetta nessuno niente. Furgoni sulle strisce pedonali, ma come si fa a passare? Come si fa a passare? Che bisogna che uno si divide a destra e a sinistra. È comunque difficile attraversare in generale perché le macchine non si fermano neanche sulle strisce e neanche al semaforo. Avverte lei un senso di anarchia? Ma sì, tutto sommato è che noi purtroppo un po' siamo abituati a questa anarchia, quindi chiudiamo gli occhi. Anarchia, carico e scarico dei furgoni, cosa ne pensa? Devono lavorare, no? Capisco che per le attività è importante ricevere la merce, però ecco, è un enorme disguido per l'ordinaria viabilità nelle strade. Intanto la polizia municipale sollecita nuovi stalli per disabili davanti agli uffici postali ed aree ad hoc per il carico e scarico nei pressi dei negozi. Basterà? Temiamo di no, anche perché molti furgoni consegnano la merce direttamente a domicilio nelle case grazie agli acquisti online. E adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di musica, parliamo della leggendaria band inglese degli Incognito che ha festeggiato 45 anni, pensate, di carriera in un live pieno di energia a Brucoli a chiusura di una rassegna musicale. Il servizio di Eva Spampinato. Sonoro, un'anima collettiva che ha cambiato le regole del gioco. Dal 1981 ad oggi gli Incognito, tra i gruppi pionieri dell'acid jazz, hanno sfornato decine e decine di successi anche del dance floor, come quelli che hanno fatto scatenare la platea di Brucoli. Questo è un posto meraviglioso per tutti i musicisti che suonano qui. Sono fortunato perché siamo immersi nella natura, tra persone sorridenti. Gli Incognito hanno chiuso la rassegna musicale Mosaic Festival che per 3 giorni ha portato a Brucoli musica di grande livello sotto la guida del noto DJ Nick The Nightfly, dai successi internazionali degli anni '80 al ritmo coinvolgente della band che mixa magistralmente funk, soul e jazz. Per il leggendario chitarrista e leader Bluey, suonare in Sicilia, in riva al mare, è come un ritorno alle origini, alle Mauritius, dove ha scoperto la musica a 5 anni. By the beach. In spiaggia ascoltavo l'oceano e leggevo il ritmo dell'oceano e il ritmo della vita, il ritmo della pioggia e delle persone che parlavano. Questa è la musica che suono. Dal Regno Unito alla Sicilia la storica band festeggia i 45 anni di carriera a Brucoli, lanciando anche un nuovo progetto. Stiamo ultimando il prossimo album e sarà il 20° e sarà pronto tra qualche settimana. È un buon momento creativo. Saremo in tour anche nel 2026. Il jazz era il linguaggio che portava le persone a festeggiare. Avevamo il blues che proveniva da una musica africana arrivata in America con gli schiavi. Cantavano del loro dolore. Poi hanno deciso che dovevamo suonare una musica che ci sollevasse. È per questo che è stato creato il jazz. Una musica di improvvisazione, una celebrazione della vita. Questo è ciò che il jazz mi ha insegnato. E adesso ci fermiamo per una piccola pausa. Dopo la musica ritorneremo con il calciomercato dopo la pausa. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, anzi del calciomercato, che comincia a diventare interessante per via delle numerose trattative che interessano le squadre siciliane. Il servizio di Francesco Triolo.
È un Palermo che si muove a 360 gradi sul mercato e che parla con tanti, dallo Spezia per Elia che vuole indossare la maglia rosa ma la trattativa è complicata, al Napoli per il fantasista classe 2003 Antonio Vergara, l'ultima stagione alla Reggiane, ma anche profili più giovani come il 2006 Masut, centrocampista delle Dolomiti Bellunesi, squadra neopromossa in Serie C. Per Palumbo e Augello invece manca solo l'ufficialità. Il calciomercato del Catania si è aperto con l'ufficializzazione della cessione di Alessio Castellini al Mantova. La prima di quella che si prevede sarà una lunga serie. Il difensore passa a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni, come la salvezza dei Lombardi. A salutare il rosso-azzurro sono anche i calciatori a fine contratto, il portiere Farroni, il difensore monaco, l'attaccante inglese. Per i primi due il rapporto è definitivamente concluso, per il centravanti si sta discutendo con la società rossa-azzurra che ha formulato un'offerta per il rinnovo e adesso attende la risposta del giocatore che ha offerta anche dalla B. In settimana invece si dovrebbe arrivare alla risoluzione del contratto Costuraro, mentre De Rose, per il quale è scattato il rinnovo automatico, potrebbe finire all'Altamura. Destinato alla Serie D invece Rocco Costantino, reduce dall'ultima parte di stagione a Messina. In entrata si sta discutendo con il Cesena per Simone Pieraccini, il difensore che Toscano conosce e vorrebbe. C'è da stabilire la formula dell'operazione. A Trapani, dopo l'ingaggio di Celeghini, il presidente Antonini ha rispedito al mittente, leggasi Avellino, Toscano e Mulè, con tanto di polemiche. I giocatori arrivati a gennaio nell'ambito anche della cessione di Lescano non sono stati riscattati e torneranno ad Avellino con il club irpino, che dovrà corrispondere al Trapani un compenso di 160.000 euro. Adesso ci fermiamo, un'altra piccolissima pausa, ritorneremo subito dopo. Rientriamo, non ci sono ulteriori aggiornamenti, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.